Siamo arrivati alla terza corsa, ancora sempre del Patagustino, Flavano per anziani, 6 concorrenti in via, Federnat, Mozart Rivarco, Lebros, Lustero Chef, Mattia dei Gruppi, Morgana e Regi. Questo è il campo dei partenti, lo stacco con Lebros incalzato da Lustero Chef. Luster che insiste su Lebros, i due si avvantaggiano in lotta, Luster che attacca, Lebros cerca di difendere la posizione, Luster insiste all'esterno e alla fine ne viene a capo, così Luster al comando, Lebros di rincalzo. 13,5 per i primi 200 metri, il quarto iniziale sarà in 29 scarso, terza posizione per Federnat, poi Morgana, Mozart che sposta all'esterno, Macua, Degretti ancora al gruppo. Risale Mozart, lo segue Macua, lo schema si sta svolgendo proprio come era nelle previsioni, Luster davanti, Lebros di rincalzo, Mozart a costruire, Macua Degretti a salvo aspettatrice per giocarsela allo speed, intanto 645, hanno preso un attimino fiato Lustero Chef, neanche tanto, e si arriva alla chiusura del primo giro in 1-1. I talenti che vanno verso l'imbocco della curva conclusiva, Lustero al comando, Mozart al largo, Lebros allo steccato, Macua a ridosso di Lebros, poi Federnat e infine Morgana. Metà della piegata conclusiva, posizioni che non subiscono varianti e concorrenti che si avviano al completamento dei tre quarti di miglio, 1200 coperti in 1,30,5 da Lustero Chef che ha ripreso a pedalare, Mozart viaggia al suo esterno, in terza ruota c'è Macua dei Gruppi, Lebros alla ricerca dello spazio, Morgana e Regi che segue Macua nello speed, Macua attacca al centropista, trova Lustero maturo che prova però ancora a reagire, ma Macua è prevalente, e nel finale Macua dei Gruppi vince su Mr. SF, mentre per il terzo posto è Lebros.